Quinta corsa, premio Laser Photo, sono in 7 cavalli anziani a reclamare. 7 al via, 1 Caruso Grad, 2 Cesara dei Colli, 3 Benvenuta DL, 4 Cupido degli Dei, 5 Columbus Gaps, 6 Blackfire Horse, in seconda fila 7 Verace Chi. Autostart che raccoglie i concorrenti con cautela Columbus Gaps che non tocca l'ala. Macchina che accelera. E si parte con Caruso Grad che difende lo steccato da Cesara dei Colli, al largo Blackfire Horse mentre si ritrae Cupido degli Dei. Resta davanti Caruso Grad all'imbocco della prima curva e conduce nei confronti di Verace Chi, che si infila molto bene dalla seconda fila sfruttando la sua velocità iniziale. Al largo Cesara dei Colli, seconda pariglia per Blackfire Horse, poi Cupido degli Dei, quindi Benvenuta DL Columbus Gaps. 14,7 per i primi 200 metri di corsa e Caruso Grad ha preso l'iniziativa su Verace Chi. E ora prova a riprendere in mano, i 400 se ne vanno in uno svelto 29,4. Cesara dei Colli decide di non parcheggiare in terza posizione, ma prova a risalire all'esterno, offrendo così un punto di riferimento a Blackfire Horse. E i primi 600 si concludono in 45,5. Passaggio davanti alle tribune, con Caruso Grad davanti, Verace Chi secondo in corda. Al largo Cesara dei Colli, Blackfire Horse in pariglia avanti a Benvenuta DL, terza allo steccato c'è Cupido degli Dei, alla retroguardia Columbus Gaps. 1-1-1 per i primi 800 metri di corsa, 31,7 il secondo quarto. Caruso Grad sempre in vantaggio, Cesara dei Colli protesa al suo esterno, allo steccato Verace Chi in pariglia Blackfire Horse, il chilometro se ne va in 1,16,5. Con sempre al comando Caruso Grad, Cesare che si impegna al largo, Blackfire Horse che viene in terza ruota, portandosi in scia Benvenuta DL, allo steccato molto bene Verace Chi, a 400 dalla conclusione prova a dare la progressione Blackfire Horse, ma Caruso Grad riallunga lungo lo steccato. Al largo c'è sempre Cesara dei Colli, prova ad intervenire in mezzo alla pista Benvenuta DL. Verace Chi in attesa dell'open stretch, a 200 metri dalla conclusione possono ancora vincere praticamente tutti. Blackfire che insiste in mezzo alla pista, Benvenuta al largo, si infila di dentro Verace Chi, passa Cesara dei Colli, di dentro Verace, al largo Blackfire e Benvenuta, lotta serrata fin sul palo, Benvenuta DL che viene a vincere sul 31,1 di chiusa, 1,16,1 il ragguaglio cronometrico. Mario Greco che porta a casa il successo per la proprietà di Giampaolo Carlotto. Progressione vincente in mezzo alla pista in una corsa lottatissima, è passata Cesara dei Colli che aveva fatto un numero tutta strada di fuori, Verace Chi in open stretch è passato su Caruso ma poi si è stoppato lì, al largo di tutti. Benvenuta DL viene a vincere, seconda è Cesara dei Colli, terzo Blackfire Horse, il numero 3 di Benvenuta DL, Mario Greco sugli scudi nella quinta corsa dall'Arcoveggio.